Buonasera a tutti, ben ritrovati nel nostro bellissimo Teatro Gengo, grazie sempre per la vostra presenza. Io ricordo sempre il distanziamento di 1 metro se non siete congiunti, se non siete parenti, quindi per favore allargatevi 1 metro. Il teatro è bello grande, per favore aiutatemi a rispettare purtroppo queste norme, speriamo che sia l'ultimo anno. Un ringraziamento sempre agli amici della Croce Rossa, alla Proloco abbiamo il vicepresidente Giuseppe Lomuzzo e la nostra Cinzia Frangiamore, l'instancabile Cinzia Frangiamore, che anche questa sera è una bella serata. Cinzia e Giuseppe, tanta gente, vuol dire che quello che proponiamo vuol dire che piace tanto. Quindi stasera abbiamo una grande persona, uno dei grandi talenti di Mussomeli. Ne abbiamo talenti e lui, che già conoscete, è uno di cui dobbiamo andare orgogliosi, perché un nostro amico, un nostro concittadino sta facendo carriera. Noi quello che ci auguriamo è quello di fare tanta strada, e per questo io, quando ho fatto il post su Facebook, ho detto che è un orgoglio, un orgoglio di Mussomeli. Quindi adesso il vostro applauso è grosso, quanto è grosso il nostro caro amico Peppe. Allora, dicevo, colgo l'occasione di ringraziare gli artisti che saranno parte attiva di questo spettacolo, ovvero gli amici del Quartet Folk, che conoscete, che sono gli amici che vengono ogni anno per la sagra delle Questelle a Mussomeli, quindi già conoscete. Il maestro Stefano Intelicato, facciamo un applauso anche al maestro. All'attrice Adriana Tuzeo, che ormai Adriana, anche lei, un altro talento di Mussomeli, la conosciamo in tante versioni e stasera la sua versione è quella di fare l'attrice, quindi ce l'abbiamo come attrice. Poi un'altra attrice, Luisa Piazza, un altro applauso. E poi l'aiuto regia di Letizia Spata, che è lì in regia, e la direzione scenica di Carmelina Noto. Quindi Cinzia, passo a te il microfono. Un'altra cosa, vi porto i saluti del sindaco a voi e ai nostri amici che sono giù ancora nei camerini, perché ieri ha fatto la seconda dose e avevamo un sindaco con qualche linea di freve e quindi era entusiasta di questa serata, voleva essere presente, però purtroppo stasera ha qualche linea di febbre e quindi ha preferito rimanere a casa. Quindi salutiamo Giuseppe e ti saluta anche il pubblico di Mussomeli. Prego Cinzia. Buonasera a tutti, porto i saluti del presidente Zina Falzone, che si è dovuta allontanare, come sapete è una bimba piccola e quindi è dovuta andare via. Grazie per la numerosa presenza, perché quest'anno, nonostante le difficoltà, con alti e bassi possiamo capire che il gradimento per gli spettacoli posti in campo c'è, quindi grazie a voi pubblico. Voglio chiedervi il solito applauso per i miei amici Proloco, perché veramente sono instancabili. Di sopra stanno facendo veramente un lavoro che non è da tutti fare, perché veramente è una dedizione immensa. Quindi grazie e buono spettacolo a tutti. Grazie. Dice tutto Cinzia, Giuseppe, quindi ci lascia poi senza argomenti. E abbiamo il piacere stasera di avere qui con noi su questo palco Loconto de Locanto di Giuseppe Navarra. Un applauso.
Issa lo sole, cala la luna, in capo sta terra di mille colori. Scrosce lo mare, soffia lo vento, sento lo conto dello me canto. Musica, maestro! Shuri, sciuri di tutto l'anno, l'amore che mi dasti indietro ve lo torno. Grazie, grazie, grazie. Grazie per essere qua questa sera con noi, grazie. E grazie per in tutti questi anni avermi dato tanta energia, grazie veramente per avermi accompagnato in questo inizio di carriera. Che inizio bomba, maestri, grazie, hai pure o fiatone. Allora, lo conto dello canto, signori, siamo qua stasera, io insieme a questi meravigliosi artisti ed altri che entreranno vi racconteremo delle storie che parlano della bellezza della nostra terra. Quindi non mi resta altro che augurarvi buon divertimento con Lo conto de Lo canto. Musica maestro! Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno, l'amore che mi dà sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno, l'amore che mi dà torno. Che meraviglia, sciuri sciuri. Abbiamo voluto cominciare proprio con questo pezzo perché è il pezzo più conosciuto al mondo quasi, no? Lo conto de Lo canto, noi andremo questa sera a prendere le storie che vivono forse a volte si nascondono dentro i brani della cultura folcloristica siciliana. Quindi abbiamo cominciato con Sciuri Sciuri, adesso c'è un altro pezzo che sicuramente tutti voi conoscerete. Dice così. Ci siete? Vitti una crozza, sopra un cannone. Fovo curioso e ci volse spiare. Idda mi rispondeo, ma con gran dolore. Morevo senza un tocco de campane. Morevo senza un tocco de campane.
E tra l'alleru, 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 la ta ta, tra l'alleru, 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 la. Tutto il mondo conosce questa versione di Vittina Crozza, sì, la conoscono in questa versione. E quando tutti sentono sto trallallero, trallallà, cominciano a ballare come se fosse una grande festa. Ecco, abbiamo sbagliato tutto. Sì, perché Vittina Crozza perché io quando sono andato a leggere Vittina Crozza ho letto Morevo senza un tocco de campane e mentre mi ho pensato ma su trallallero trallallà che c'entra? Allora sono andato a leggere e ho letto uno studio, pensate, di Sara Favarò, che è una scrittrice e cantautrice siciliana. Lo studio dice così: l'autore e la data di compilazione sono anonimi, ma ciò che si sa è che Franco Licausi compose un testo musicale. La versione di Licausi era un canto di lavoro, lento e cupo, in linea con la cadenza poetica del testo. Lo stesso testo arrivò al musicista da un anziano minatore di Favara. Quindi avevo già più elementi per capire lo conto dello canto. Continua. Chi ascolta la celebre canzone siciliana Vittina Crozza crede che l'allegro motivo o trallallero trallallà sia una sorta di inno alla vita, ma basta prestare attenzione alle sue parole per rendersi conto che si tratta di altro. Protagonista della canzone è una crozza, ossia un teschio che, attraverso il suo racconto, si fa promotore di una forte denuncia sociale. Il vero significato di Vittina Crozza è legato al mondo delle zolfare, fatto di duro lavoro e di sofferenza. Le zolfare, duro lavoro e sofferenza. Ciaula, era vascio, era secco, come dicevano antes, era quattro ossa incravaccate, ciaula, e non parlava mai, ciaula, mai. E lui era timidino, era sempre con la testa accuzzata a travagliare, notte e giorno, travagliava notte e giorno, ciaula. E ciaula si scandava dello scoro, sì, si scandava dello scoro che c'era fuori dalla zolfara. Non si scandava del travaglio, no, perché Ciaula stava sempre già nel cuore della terra, nelle viscere della terra, nella vucca dell'arma della terra, e travagliava Ciaula, stava sempre già accuzzato, perché Ciaula non si scandava del travaglio, Ciaula si scandava dello scoro. Allora era già e travagliava con la testa sempre già a travagliare e poi c'era un capo, Siscarda si chiamava, il grande capo, che si inghiva un sacco che Ciaula teneva in capo le spalle, che lui inghiva, come la vivano a tenere di quattro ossa, un sacco così pesante, come, mo dicete me. Non si sa perché si scarda in ghiva e se ne fottiva di Ciaula e si continuava a inghiere sto sacco. Basta, ce ne sogno Ciaula non aveva mai parlato, non ce la faceva più, era troppo stanco. Poi si scarda Otalie, con la panza mise da fuori e ci dice quale basta carogna, travaglia e ci dona una patata in golo, una patata in golo ci dette. E poi ci comincia a inghiere ancora un sacco, ancora, percorrevo, quando diciamo percorrevo, e inghiva sto sacco, ci dette un'altra patata, e Ciaula comincia a chianava, aveva a fare almeno 100 scaloni, tagliate, come ha chiesto, con due sacco pieno di sulfuro, ha chianato il primo gradino, il secondo gradino, il terzo, a 4 ci ha cominciato a tremare le gambe, non ce la faceva più, che era talmente accoppato che quasi ci strecava la testa in terra.
e non vedeva il Pertoso, non vedeva l'uscita e continuava a chiamare Ciaula. A un certo punto Ciaula si scordava fino al peso del sacco, perché Ciaula si scandava dello scoro e si iva avvicinando sempre di più all'uscita. E allora quando arrivava all'ultimo scalone Ciaula si ci illuminava i piedi. Dice, ma questo è impossibile che è la luce del sole. Ogni giorno come fa a essere la luce del sole? Allora Ciaula piglia, ne c'è Ciaula, ne c'è da surfare, perché era già lì, era una surfare, ne c'è. Questa cosa tunna, non l'avevo visto mai, perché era sempre da surfatazzara. E vede la luna. Allora, cadè in capo del sacco, che era come chi sto qua era. Cadè in capo del sacco e comincia a chiedere come un caroso, perché la luna, Ciaula, non l'aveva mai visto, mai. E comincia a chiedere come un caroso e attagliava e sacudiva, perché non l'aveva mai visto. Non l'aveva mai visto. Quella sera ha scoperto la luna e con la luna non ha più avuto paura del buio, perché chi scopre la bellezza non ha più paura del buio e del futuro. Vede una crozza sopra un cannone, ci você spiare in giamma con io con gran dolore morevo senza un tocco de campane. Sono sicuro che molti di voi la sapevano già. Noi questa sera per Vittina Crozza ci siamo ispirati al racconto del grande maestro Pirandello, che scrive Ciaula scopre la luna. La scrive per un semplice motivo, Pirandello, per denunciare lo sfruttamento del lavoro. Dovete sapere che nelle miniere, nelle zolfare, lavoravano uomini, donne
e bambini, sì, bambini 5, 6, 7 anni. E sapete perché? Perché i bambini erano piccoli, neck, vasce, certone erano pure secchi dalla fame. E i bambini però riuscivano ad entrare nei buchi, quelli più piccoli, dove magari un adulto non sarebbe mai potuto arrivare. Allora i bambini insomma erano molto richiesti e Pirandello questo lo sapeva. E infatti ha scritto Ciao, la scopre la luna, per denunciare tanti anni dopo un altro grande poeta siciliano, Ignazio Buttitta, scrive una poesia che è un pugno nello stomaco. Si rivolge alle madri di quei bambini e dice: madre, ma perché? Perché ci facete l'occhio ai vostri figli se non possono tagliare la luce del sole? Perché? Perché ci facete i piedi ai vostri figli se hanno a camminare a gran scecone? Che tu sceppatevi una mammella, sceppatevi una masciccia se hanno fame, ma non le mannate alla zolfara, non le mannate alla zolfara. Ovviamente Buttitta non ce l'aveva con le madri, ma ce l'aveva con quel sistema fatto da pochi uomini ricchi che avevano deciso una sola cosa: che un uomo povero doveva nascere povero, vivere da povero e morire povero e schiavo. E Buttitta e Pirandello questa cosa non la gradivano e denunciavano, perché questi grandi uomini che hanno fatto grande questa terra non si giravano dall'altra parte, perché loro sentivano, parlavano e vedevano. Quindi grazie Buttitta e grazie al maestro Pirandello. Ci siamo perciò? Allora mi insegnavo a parlare in agrigentino. Come sei tutto? No, no, mi scordavo, come facevi? Mi viene in testa una cosa, mi viene in dopo. Maestro, per favore, Sai che ci venne una cosa in testa? Che ti venne in testa? Non è scaletta, ascolta. Dai, facciamo una cosa. No, Peppe, Vabbè. È facile. Vai. E siamo rimasti in tre somari e tre briganti, sulla strada longa di Girgenti. Ah, Girgenti! Sì, ma se stasera non passiamo Dario, che dici? Una proviamo. Tu adesso con la scaletta, ma perché mi fa fare queste figure? Siamo musulmani. è facile, guarda. Siamo sempre tre somari e tre briganti, sulla strada longa di Girgenti. E se stasera non passiamo la frontiera, l'altro guarda la barciona, l'altro Tu non ci dare corda a questo coso. A Corriera, la Agrigento, a Corriera. Quando arriva a Corriera da Agrigento? Tutto a piedi sempre. A frontiera da Agrigento. Ma perché chi c'è? Non c'è frontiera là? Siamo sempre tre somari e tre briganti, sulla strada longa di Girgenti. E sì, ma se stasera non passiamo la frontiera, uno guarda il bastone, l'altro guarda la trombone, la ciambella, che ne sono, che ne fronda, che ne c'erandia. Siamo sempre tre somari e tre briganti, sulla strada. Quartet folk direttamente da Agrigento, giustamente venendo da Agrigento la strada longa di Girgenti. La strada longa, curve di Girgenti. Curve, longa e curve di Girgenti. Salutiamo pure il nostro compaesano, il maestro Stefano Indelicato. Il quartetto questa sera non è un quartet folk, ma è un quintet, come si dice? Un 4+1, un 4+1 folk, un quintet, vabbè, quintet mi piace di più col maestro Stefano e ve li presento. Presentiamo il nostro Geraldo. Un applauso a Geraldo, il nostro Dario, il nostro Antonio e il nostro Francesco in arte Ciccio, mamma mia, questo siamo rimasti in tre, ci fa ricordare di quei due comici strepitosi e meravigliosi. Ciccio, ve lo ricordate, Franco e Ciccio? A Schifeufini! Bellissimo Franco e Ciccio, che hanno portato in scena proprio, se non sbaglio, siamo rimasti in tre, con l'autore del testo, il grande, per me, lasciatemelo dire, il più grande di tutti, il padre della musica italiana, il padre
dei cantautori italiani. Signore e signori, Domenico Modugno. Ah, come scatta automatico sul Modugno, Anche se devo dire che con Modugno ho un ricordo brutto, perché ero in villaggio. Ce la posso contare, Cristian? Certo, Vabbè, tanto, che sì, lo spettacolo posso dire che fa va bene. allora, ero in villaggio, avevo appena finito di cantare un pezzo di Modugno. Allora, ingenuamente, io avevo 18 anni, ma ingenuamente sono contento di aver cantato questo pezzo di Modugno perché, essendo mio conterraneo, mamma mia, non avesse detto mai una signora del pubblico, no, Giuseppe non è vero. Cioè, signor, che è successo? Ma che adesso, ora, finivo di cantare. No, non è vero perché Modugno non è tuo compaesano. Cioè, vabbè, a parte che si poteva scegliere una voce più gradevole, insomma, perché sta voce... No, ma non è perché io sono pugliese e Modugno è mio compaesano, non tuo. Cioè, no, signor, non si ideale. Ma vedete che non è così? Perché uno che scrive il pesce o pesce spada, non ha scritto il pesce spada, o pesce spada, uno che scrive o sciccareddo umbriaco, ma può essere mai pugliese. Il problema, che mi giravo verso un capo animatore che qua la testa mi faceva... Cioè, ma è come mi mese molto, come facevano anni, mi mese molto. Adesso vabbè, signore, c'ha ragione, l'ospite ha sempre ragione. Però che fece? Quando sono arrivato a casa, mi devo studiare perché tutto il mondo sapeva che Modugno era siciliano, compreso me. Scoprivo subito l'arcano. Un incontro, signore e signori, fra due grandi, uno Modugno, l'altro... non dico ancora più grande, ma un grandissimo artista dell'oltreoceano, che tra l'altro pure lui ho scoperto che ha origini siciliane. La madre, pensate, che è di Lercara Friddi, il paesino qui dietro. Signore e signori, stiamo parlando dell'immenso Frank Sinatra. Ecco, questo incontro fra Modugno e Frank Sinatra. È successo, ho letto, questo testimoniato da testimoni, che Frank Sinatra va da Modugno e gli dice: Domenico, ovviamente con l'accento americano che io non so fare, ti do un consiglio. Di al mondo, anzi, non dire al mondo che sei pugliese, perché la Puglia, con tutto rispetto, Enzo, non conoscevo nulla di te, di al mondo che sei siciliano e vedrai che lo conquisterai. Ovviamente Modugno, che la sapeva lunga, ascoltò quel consiglio e, come sapete tutti, conquistò il mondo. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, insieme, cantare. Grazie Domenico. Oh, insieme, nel blu, dipinto di blu, felice di stare qua giù. Un applauso a Domenico Modugno, che con questo pezzo, Volare, conquista il mondo. Ma ora io mi potevo fermare sto incontro? No, perché la mia mente, che io chiamo non creativa ma creatina, ha immaginato un'altra cosa. Siccome Modugno, vuoi non vuoi, Puglia, Sicilia che sia, era un uomo del sud. E l'uomo del sud, quando qualcuno gli dà qualcosa, che fa? Ricambia subito. E io mi immaginavo che Modugno va da Frank e gli dice: ehi Frank, allora ascolta, tu mi dai un consiglio, io ti ascoltare, però ora te ne voglio dare uno io. Siccome lo saccio, Frank, lo saccio, che tu sei circondato da donne perché sei una grande star, e tutte queste femmine che ti girano intorno, oh, come mi piacciono le femmine. Ti voglio dare un consiglio, Frank, sì, ascoltami, piglia da tutte le femmine che vuoi, ma non ti pigliare mai la donna riccia. Picchiata a cui ti pare, se vuoi ti sposi, però non ti picchiare la donna riccia. Riccia e se ti incanta, però dopo 2 mesi, olè, te chianta. No, Scusa,
scusa? Ehi. Ma cos'è questa storia? Adriana, dovevi entrare dopo un'ora. No, questa storia che della Che? donna riccia no, non ho capito. No, no, non lo dicevo. Cioè, è qualcosa? No, è No? Modugno, Ah, che ha ok, scritto mi La sembra- donna riccia, no. Infatti non- mi sembrava che avessi qualcosa La contro le donna donne riccia, ma ricce. no, ma figurati, mia sorella è riccia, mia nonna è riccia, tu, mia zia è riccia, tutte Scusa, ma ricce io l'ho siamo, sentito, l'hai detto io tu, sono la donna riccia no? No, l'ho detto. L'ha detto? Sì, l'ho detto. Allora, aspetta, fermati una, respira. Ah, saluta, siamo qua all'anfiteatro. Adriana, a posto. No, perché giustamente tu oggi sei. Però allora l'ha scritto Modugno, la donna riccia non la voglio, no, ha scritto Modugno e lui testualmente ha scritto così nel suo testo, lui ha scritto un gicurponenti Adriano, lui ha scritto la donna riccia non la voglio, no! Perché ad ogni riccio te caccia lo capriccio, la donna riccia non la voglio, no! Perché ad ogni riccio te caccia lo capriccio, la donna riccia non la voglio, no! La donna Giuseppe, riccia dove non la vai? voglio, mi levo la giacca, la donna riccia non la voglio, Giuseppe, no! dove vai? Giuseppe? Wow, wow! Riccia, liscia, bruna, bionda, rossa, cosa importa? La donna è grande. La donna è grande qualsiasi cosa decida di fare, ma soprattutto di essere. Imprenditrice, casalinga, medico, infermiera, ballerina, giornalista, attrice. Perché diciamolo chiaramente, per poi gridarlo ai quattro venti, l'idea della donna veramente tale solo in quanto moglie e madre è un'idea falsa e ormai più che superata. La donna è. Noi donne siamo tutto ciò che desidera il nostro cuore. Sciuri di poesia che fa poesiare un munno sano. Ecco cos'è la donna, un fiore ricolmo di bellezza che rende bello tutto ciò che lo circonda. Quanta storia c'è dietro una donna siciliana. Questa figura quasi mitica, con i capelli bagnati di acqua salata e le mani ricoperte di terra. E la nonna, seduta sulla sigitella, che racconta tante storie al nipotino. E la mamma single che fa 3 lavori per mantenere il suo bambino. E la scrittrice che parla di questo posto meraviglioso dove non esistono solo cannoli, arancine e mafia. E la Sicilia stessa è donna e mamma che si prende cura anche dei figli che non sono suoi. E le donne siciliane sono come la Sicilia. Le donne siciliane hanno imparato da lei la sensibilità di stringere al cuore un altro essere umano. Hanno tratto da lei la forza di non abbassare mai la testa e il coraggio di prendersi il loro posto. La nostra terra ci racconta tante storie. E sulla scia di queste storie che vi stiamo raccontando stasera, sotto questo cielo che ci guarda e ci sorride, voglio ricordare la donna come un fiore. Non perché è delicato, un fiore forte che si nutre dalla terra, da solo, senza chiedere niente a nessuno. Il vento passa tra i suoi petali, ma il fiore resta lì, bello e maestoso, consapevole di poter restare solo in un prato sconfinato, ma capace di continuare a spandere il suo profumo. Profumo di lavanda, di carta stampata, profumo di dignità. La donna siciliana è dignità. La donna siciliana canta, canta, canta e non si ferma mai. E quando moro, portatemelo un fiore. Dalla tomba la tristezza non la sopporterei, che sta terra nostra di tristezza già ne ha vista abbastanza. Allora lo sapete che facciamo? Stasera noi alle cose tristi non ci pensiamo. Stasera cantiamo. Cantiamo le cose belle, belle,
Belle come questo posto in cui ci siamo ritrovati. Vi piace questo posto? Che dite? Bello, bello questo posto. A me piace, con i fiori poi. Bello. Era il 21 marzo del 1927, a Licata. A primavera nascono i fiori, grandi bellezze della natura. E quel giorno nacque pure una picciriggia, Rosa. Magari i vostri nonni vi hanno raccontato qualche volta di quanto fosse difficile portare avanti la baracca in un periodo di fame e di miseria. E anche la famiglia Balistreri s'arrangiava come poteva. Pure Rosa era quella là, la picciriggia, quella nata a primavera. Aggiustava le serie con il padre. E poi, quando venivano le feste, Rosa si faceva una bella cantata. Perché tutti dicevano che sta Carusa aveva una voce forte, potente, una voce impastata di mare, di sole, di sale, di Sicilia. Appunto, siamo in Sicilia, terra povera, famiglia umile. Quindi che si fa? Un matrimonio combinato, ovvio. Qualcuno decide chi deve sposare Rosa. E allora Rosa sposa Gioacchino. Quel gran disgraziato si chiamava Gioacchino Torregrossa ed era ladro, giocatore, imbriacone, ogni sera ce n'era sempre una. Sempre a scerriarsi di continuo. A un certo punto Rosa lo aggredisce, sta per ammazzarlo, quel gran disgraziato. Finisce in carcere. Ingiustamente, perché non era colpa sua. La colpa era di quel disgraziato. Poi però esce di prigione. Se ne va e arriva in un posto bello. Arriva a Palermo. Minchia che bella Palermo, bella! Bella Palermo. In una chiesa grande, maestosa, solenne. E che cosa fa? La sagrestana. Ma che ruolo importante. E però l'inganno dov'è? L'inganno è che Rosa vive nel sottoscala con il fratello che per giunta è persino invalido. Tempi duri, amici miei. Erano tempi duri. E poi, come diciamo noi, paria, calichiova, lo signore, l'avessi messo solo ida, mischina. Perché Rosa era bella, giovane, attraente. E secondo voi, il prete, quello là, quello che l'ha fatta sagrestana, ma che ci poteva fare mai con una ragazza bella e giovane nella sua chiesa? Ovviamente ci prova, voleva metterle le mani in coddo. E quindi Rosa prende di nuovo tutto sulle sue spalle, fratello compreso, e se ne va. Se ne va e arriva in un altro posto bello. Arriva a Firenze, la città dell'arte. Firenze, bella, bella pure Firenze. E a Firenze Rosa si riscatta. Perché pensate che manco sapeva leggere. Poi, a 32 anni. Sì, voi, mi avete sentito bene, a 32 anni ha imparato a leggere e pure a scrivere. Perché Rosa voleva fare le canzoni sue. Perché Rosa la voleva cantare quella terra che non senti. Rosa voleva cantare la bellezza, l'amore, il dolore, la miseria. A un certo punto, sapete che fa? Si mette una tunica da prete e comincia a cantare di la mafia e di lì Parrina, che si stringino la mano, ma che minchia fa? Lei le doveva fare ste cose, lei le doveva dire. Una donna del secolo scorso, con un matrimonio fallito alle spalle, 2 volte incarcerata ingiustamente, impara a leggere, impara a scrivere, fa le canzoni sue. Ma che c'aveva da cantare questo? Che c'aveva da cantare?
Rosa voleva cantare la bellezza, per riscattare se stessa e tutti quelli che non potevano parlare. Ma ditemi una cosa, ma tutta sta bellezza, ma un niè? Perché, no, cioè è un modo di dire ovviamente, però io non vedo, non sento e manco parlo. Perché? Non è così? Per Rosa no, Rosa ci vedeva, Rosa sentiva, Rosa parlava, anzi Rosa cantava, Rosa canta, canta. Se non travagli tu, lo monno è niente, lo monno vivi quelli to sudura. Questo è un contadino sotto allo zappone, uno dei canti di Rosa, voi lo conoscete? Vabbè, tranquilli che anche se in questo momento magari non ve lo ricordate, lo potete capire benissimo. Perché tanto vi basta pensare a quelli che oggi vengono chiamati nelle nostre terre sotto il sole. Lo sapete quanto vengono pagati? Lo sapete, Vengono pagati 3 euro all'ora. 3 euro. E sulla terra ci lasciano il sudore, ma ci lasciano magari la vita. Oppure Rosa cantava di quell'innamorato che si vota e si rivota nel letto, preso dalle ansie d'amore, non trova pace. Ma che su sti ansie d'amore? Me lo spiego io. Sono quelle che prova chi oggi esce per strada e magari rischia di essere picchiato semplicemente per quello che è, che non può prendere la mano di chi vuole, che non può neanche amare chi vuole. Ecco che sono le ansie d'amore. Quelle lì. Però noi stasera alle cose tristi non ci vogliamo pensare. Noi stasera vogliamo soltanto cantare. Vogliamo cantare le cose belle. Belle. Io sono certa che arriverà il momento in cui tutti i giusti, gli indifesi e gli onesti avranno la pace terrena, se la prenderanno questa pace, allora noi rompimo le sticatine. Ragione ci avevi, Rosa. Ragione ci avevi. Ragione avevo. I fiori. Che testa, i fiori, grazie. Sono bellissimi. Ma sai che mi viene in mente? Facciamo una cosa bella. Vieni, siediti qua, siediti. Okay. Visto che ci sono questi fiori così belli, a me viene proprio voglia di cantare. La 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 la. La 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 la. Coti lo dissi catai a lasciare, meglio la morte che no che sto dolore. Ai 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 ai, moru 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 moru, stato del mio cuore, l'amore mio sei tu. Ai 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 ai, moru 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 moru, stato del mio cuore, l'amore mio sei tu. Questa è una serenata, ma la serenata cantata da una donna, ma tu ci pensi? È una canzone d'amore, sì, anche
Senti questa canzone d'amore. Sentila insieme a me. Lo primo amore lo fece Tina e tu studiosa mi sta ascoltando a mia e Ti facemmo di carezza mia, stato dell'anima mia, l'amore mio sei tu. Ti facemmo di carezza mia, stato dell'anima mia, l'amore mio sei tu. L'amore mio sei tu. Che meraviglia! Che meraviglia! Rosa, Rosa, Rosa! Salvatore, Che ne pensi di Rosa? Che donna forte, che donna... Io immaginate che quando ho visto lei e ho ascoltato Cutiludissi, io l'ho immaginata lì sotto il balcone, veramente come una serenata. Noi non siamo abituati a vedere la donna magari che canta la serenata, ma lei era una donna potente e quindi l'ho immaginata così, che andava lì sotto il balcone e gli diceva: ma Cutiludissi che stai a lassare? È meglio morire. Cioè, è un pugno, ma mi è arrivato un pugno nello stomaco, la serenata siciliana, la conoscono in tutto il mondo, è una tradizione così importante che dobbiamo almeno provare a non perderla. E qua questa sera ho la fortuna, Salvatore, anche tu hai la fortuna di avere, come si dice, cintura nera di serenate, i Maradona della serenata. Pensate che loro, per questo mi piacciono tanto, hanno scritto hashtag, ormai siamo nel 2022 o dobbiamo parlare bene? 21, non esiste. Hashtag la serenata è cosa seria. È seria perché la serenata fa parte di tutte quelle cose belle che abbiamo in questa terra, le storie di uomini, le storie di gente che hanno scritto parole bellissime dentro le serenate. Questa tradizione non la dobbiamo perdere. E ultimamente c'è stata la serenata di mio compare Peppe, ci siamo tutti emozionati, gente da fuori che veniva da fuori e si emozionava perché non è da tutti. Cioè immaginate uno, che ne sa, di New York che va nei palazzi di 100 piani a cantare la serenata e chiede che ha 290esimo Torcicollo Ho bisogno di cestello comunque. Qua ce l'abbiamo qua nella nostra terra. Accorgiamoci di questa bellezza, perché a volte ce lo dimentichiamo che siamo unici al mondo. Ecco, forza! Signori, allora, adesso Salvatore impara a suonare la chitarra, impara a fare le serenate, la chitarra, il teatro e le serenate. A posto, Tony, ingaggiato, vai là vicino a questi grandi maestri che adesso ci faranno sentire un medley di serenate. Signore e signori, quartet, ma stasera quintet folk. Mentre la sto non mi sento felice.
siciliana ce l'abbiamo qua stasera, con loro che sono magnifici, magnifici. Sapete, quando ho cominciato a scrivere questo spettacolo ho detto voglio parlare della bellezza della mia terra. Allora ho cominciato a scrivere parole su parole, ma poi le leggevo ed erano parole vuote. Vi devo confessare questa cosa, vuote, senza anima. Allora sono entrato in crisi perché lo volevo scrivere questo spettacolo. Poi mi è arrivata un'illuminazione. Io penso dal cielo, da chi ci guarda, dalle stelle. E quel pensiero che mi è arrivato fin dentro la testa, nell'anima, diceva così: tu, se vuoi parlare della bellezza della tua terra, devi parlare della storia dei luoghi, della storia delle tradizioni, ma soprattutto parla della storia delle persone che hanno reso grande e hanno difeso la bellezza della tua terra. Sì, prova. Oggi sono andato in aperta campagna. E sapete, mi sono trovato lì, sapete come quegli alberelli che stanno lì al centro di tutti quei campi aperti. L'alberello sta lì da solo, in mezzo alla natura. Ecco, io mi sentivo quell'alberello lì in mezzo alla natura, a 360 gradi attorno a me c'era la natura che è la bellezza. Poi ho pensato, sempre io a uno di New York che è abituato a girarsi a 360 gradi e a vedere i palazzi, se lo porto qua, mica un infarto gli viene con tutta questa bellezza. E poi ho pensato, la bellezza è superiore all'uomo, la natura è superiore perché è bella. Ma non è bella perché l'uomo dice che è bella e basta, punto. Non ha bisogno dell'uomo la natura. Però poi ho pensato, ho detto, ma a certe volte però Germini, sta natura, sta bellezza, la distruggono. Sì, perché un giorno si svegliano e decidono che devono costruire delle cose lì e se ne fottono della bellezza che circonda quella cosa schifosa che hanno costruito, se ne fottono. Tanto la bellezza pensano che è loro, anche se non è solo loro, è anche loro. Ma questa cosa non la capiscono e noi ci abituiamo, perché quella cosa schifosa che hanno costruito è lì, c'è, esiste. E certe volte ci dimentichiamo di come era prima. Allora giustamente voi ora venite e mi dite, sì, ma con tutte queste parole, sta bellezza, queste parole sentite e risentite, ma che vuoi fare, che ne vuoi dire? No, io niente vi voglio fare, niente voglio dire, però anzi una cosa la voglio dire. Secondo me dovremmo abituare la gente a riconoscere la bellezza, a difenderla la bellezza, la dobbiamo aiutare la gente a riconoscere la bellezza e quando la riconoscono la gente la bellezza la difende, perché la bellezza è importante. Sì, perché da lei viene giù tutto il resto. Giuri
la bellezza della gente, di tutti quegli uomini, quelle donne che hanno lottato per difendere la bellezza di questa terra. Lì è la bellezza, non la cercate nelle parole, non la cercate nell'aria, la bellezza è lì, sta dentro di voi, nella gente che vive questa terra, nella gente che ha fatto grande questa terra. Grazie Peppino. L'Italia, senza la Sicilia, non lascia immagine nello spirito. La Sicilia è la chiave di tutto. Di fronte Mary, Sicilia, o nuvola di rosa sorta dal mare, e nell'azzurro un monte, l'Etna nevosa. Salve, o Sicilia, ogni aura che qui muove, pulsa una cetra, o adempie una zampogna, e canta e passa. Io ero giunto, dove giunge chi sogna. La Sicilia, la verde isola Trinacria, dove passa il gregge del sole. Le pietre che si sciolgono in un arancione tenue, arancio cuttari, mutevole, di minuto in minuto. L'erba che durante il giorno si trasforma morendo, rinasce vuota e gialla e più gialla. Ogni cosa ai miei sensi m'appartiene. Chiudo gli occhi e vedo la Sicilia. Di questa Sicilia che cambia. Cercate di accorgervi. Energica, attiva, estroversa, capace di inventarsi risorse senza numero. Ma non dimenticate insieme di salvare il moltissimo che è salvabile nella Sicilia che dura. Quel cielo e quel mare miracolosamente insistente agli insulti della chimica. I vulcani in fiamme, le miti colline, le pianure dove scorrono i fiumi del nome di miele. Le leggende che fioriscono sulle labbra con aria di mito. Le botteghe dove artigiani impareggiabili ripetono i veneranti gesti della fatica. Le finestre fiorite di raste dietro cui una ragazza bruna sorride. Le chiese di pietra bionda, belle come creature di carne. La piazza dove ogni giorno il cartellone prevede una puntata nuova di una puntata dei Pupi che è l'inesauribile vita. Salite a bordo di quest'arca triangolare che galleggia sulle onde dei millenni, è scampata a tante tempeste e sopravviverà ai missili. Quanto è bella questa terra, quanto è bella questa terra che è china d'amore, è china di passione, è china di bellezza, è china di mille colura. Isa usuli cala la luna
grazie a tutti. È stato veramente un piacere, un onore e sappiate che non ce la facevo a parlare, ma ci siamo riusciti. È stata la prima. Pensate che con questi artisti meravigliosi abbiamo avuto solo... Venite davanti, applauso a questi musicisti che sono esagerati. Pensate che con loro ci siamo visti solo un pomeriggio, abbiamo fatto solo una prova. Tu dici che fanno, sta giustificando, però Amadeo, solo una prova con questi meravigliosi artisti. È stato un piacere incontrare finalmente in scena Salvatore, Adriana, Luisa, Stefano, che non ci eravamo mai incontrati in scena. Veramente grazie. Assessore, a te la parola. Complimenti a tutti, bravo Giuseppe. Grazie. Stasera hai dimostrato il tuo talento e quindi questo applauso lo fanno anche per me, per te e per voi. Grazie. Sempre molto gentile. Allora Giuseppe mi chiama quasi quando l'estate era pronta, Era già completo. completa. Dice Seppi, ho questa idea, che dici, la facciamo? Dice Giuseppe, mi chiami ora che già stiamo uscendo con il programma, però poi quando l'ho visto, carico, con la voglia di fare, come sa fare, come il suo carattere, e queste non me lo sono sentite, quindi con sacrifici l'abbiamo fatta, con tanti sacrifici ce l'abbiamo fatta e ho fatto bene, te lo dico, a fare questo spettacolo questa sera, perché hai dimostrato davvero il tuo talento, lo dimostra la presenza dei nostri concittadini qua. Grandissima prede, grazie, veramente. Non mi fa parlare, basta. Non vuoi staccare. Mi chiamava quasi tutti i giorni, Seppi facciamo questo, Seppi facciamo quello. Fino a stamattina, sei in ballo, una sola. Seppi in balle, Seppi un carretto. Tutto all'ultimo secondo. Va bene. Io ci avrei dei ringraziamenti da fare alla mia grandissima amica, facciamo un applauso pure a Carmelina. Brava che ci ha Carmelina. aiutato tutto il dietro le quinte. Poco fa all'inizio ho dimenticato a citare a Salvatore Catania, che anche lui Come con no, il papà, la sua prima volta in scena, signore. bravo anche a te Salvatore. La prima volta anche lui ha fatto 2 prove in croce, che te diceva ma perché muovete? Ma sicuro sei, mi diceva papà, sicuro, perché è un grandissimo, un bravissimo, ma che è tutto questo? Taglia quando fuori, ma che è 1 ora e mezza ci vuole, come scherzi? Allora no, però è doveroso, se no dimentico tutto, perché io purtroppo con la memoria non ci sono. Quindi lo voglio leggere, ringrazio l'amministrazione comunale, voglio dire che anche quando ho proposto al sindaco, a te, vi tenevo già al telefono, quindi veramente grazie di cuore a te e al sindaco che purtroppo questa sera non c'è, gli mando un saluto, speriamo che in questo momento al balcone sta, chi sta lontano? San Doveto. A San Doveto, ci crediamo insieme. A mio 3, grazie sindaco, 1, 2, 3, grazie sindaco! Caso ci ha parlato, questo voce forte. Ok, quindi all'assessore ovviamente, anche all'assessore alla cultura Jessica Valenza, abbiamo fatto un evento bellissimo in biblioteca e vi invito a vivere quel luogo perché è un luogo bellissimo, di cultura bellissimo, non vi annoiate, eteci, non vi preoccupare, la parola cultura certe volte fa scandale, ma invece per esempio mia nonna è una persona, è una donna di cultura, perché mi conta un sacco di storie che se non è di cultura lei chi lo è, quindi cultura è questo, sono le nonne che raccontano le storie ai nipoti, questa è cultura. L'associazione turistica Prologo, anche loro lavorano come matti, hanno fatto un'estate immensa con la presidente Zina Falzone, i ragazzi del service, ovviamente Miserendino, che sono professionali, Dino, il signor Miserendino, Vincenzo, sono veramente bravissimi, ci hanno dato tutto. I ragazzi, vabbè, ovviamente il quartet folk li abbiamo... no, ma che fa? Poi ringrazio Carmelina, come abbiamo detto, ringrazio anche, fatemi prendere 2 secondi per ringraziare Letizia, l'aiuto regia, Letizia Spada, che ci ha dato una mano immensa, e qua sono emozionato particolarmente perché oltre ad essere l'aiuto regia è pure la mia ragazza, quindi finalmente sappiate, Mussomeli, che dopo 30 anni finalmente qualcuno che mi carica a wow,
perché la una vita che cerca non ti muoio pigliare compa. Fatto bene. A trova. Speriamo che ora tutto Cile che sono un bravo caroso, insomma. Allora, poi vi volevo raccontare e vi manno dinte perché basta. No, aspetta, alla fine i quartetto folk devono continuare a suonare, almeno altri due pezzi. Però ci tenevo a dire che stiamo seguendo, c'è un laboratorio di ragazze, anche questa è bellezza, quindi ve la voglio dire perché qua vedete un inizio dello spettacolo e la fine. Stavo facendo questo laboratorio con dei ragazzi della scuola del Virgilio, ve la dico, l'istituto Virgilio, con il preside Vincenzo Maggio. Pensate che siamo andati con loro nella casa, quella che è stata distrutta davanti al castello, abbiamo parlato di bellezza, abbiamo parlato di teatro, di cinema. Queste ragazze, 18 ragazze che si sono messe in gioco, hanno scritto delle storie di loro pugno. Io pensavo, ma secondo me ma invece hanno scritto delle cose serie, bellissime, non avevano mai scritto una cosa e loro l'hanno scritta, sono delle cose bellissime, esagerate, meravigliose, che adesso poi porteremo, speriamo, un giorno in scena. E volevo ringraziare il preside perché Vincenzo Maggio, perché ha creduto in questo progetto, perché abbiamo detto vogliamo parlare di bellezza con i ragazzi, lo possiamo fare, fatelo, un po' come hai fatto tu, un po' come ha fatto il sindaco, come hanno fatto tutti loro, perché tutto è qua, come portava in balle, come portava le limone, come portava arance, come portava i carrette. Pino ci ha portato il carretto siciliano che è bellissimo, Pino, giusto, lo zio Pino sì. Tanino, sbagliato, Tanino mille lire che con €1 su 50 centesimi adesso, quindi un applauso a Tanino, grazie Tanino, ci ha dato il carretto, che portava attaccapanne, che portava giacche, era una grande famiglia come siamo qua tutti questa sera. L'ultima cosa, assessore, andiamo, spammano chi ha preso. No, assolutamente. Allora, che io che sbatto qui, spammano tutte le persone, ovviamente ringrazio a tutti voi, perché veramente in questi anni, ma anche gente che non conosceva, un messaggino piccolo con una faccina, con un bacino, vai avanti, mi ha detto una forza. E ogni volta che era triste, che aveva magari situazioni, provini, ansia, mi arrivava un messaggio di una persona di Mussomeli che magari ci aveva stato solo un ciao, però la persona ci diceva vai, continua, crediamo in te. E io per questo qua chiudiamo con la frase iniziale, sciore di tutto l'anno, l'amore che mi daste. Spero che questa sera io, con tutti questi meravigliosi artisti, siamo riusciti a ridarvelo. Grazie mille. Giuseppe Navarra! Grazie. Quindi, quartetto folk, facciamoci fare una nota giovane. Salutiamo il nostro pubblico. Allora, che volete sentire? Fai fare a loro il Dario e me. Che su cintura nera? Sì. Ma sono impressionante. Se diamo il via a Dario, qua non ce ne andiamo più. Che è successo? Dario, fai Ho tu. sentito un Dario, che è successo? Dai, tu non ti preoccupare. Tu fai due, tre. Facciamo noi, va bene, facciamo noi, dai. C'è Salvatore Rossi che va a chitarra, Ci per alziamo, accompagnare. Vai Salvatore, suona, non ti preoccupare, alziamo. anche ci alziamo. Io me li godo da là. E frusca il lombo. Esatto, ora c'è. Sì. E allora, tempo che ci sistemiamo tutti, ci siamo alzati perché solitamente non siamo abituati a suonare così comodi. Cioè, Mussomeli ci ha accolto davvero alla grande. Oddio, tu un capaballa di fieno, Anto, non lo so se era troppo comodo, però. Piccio, io devo dire che questa balla di fieno mi ci trovavo buono stasera. Anzi, ora, assessore, casomai me la porto a casa che dovremmo mangiare un gioco io. Quando arrivo a tavola mi sento una balla di fieno. Parlando a proposito di tradizioni, di nonne che tramandavano appunto la storia orale della nostra Sicilia, vogliamo farvi sentire due brani, uno a cui è molto legato Dariuccio. Perché Dario, vuoi spiegarlo tu perché sei molto legato a questo brano? Perché quando andavo era la mia canzone del cuore, e andavo all'asilo con mio nonno e cantavo, io andavo all'asilo perché cantavo questa canzone, o meglio la maestra mi faceva cantare questa canzone che si intitola Tirichitolla. E
Io su parlo si colazzo, con la se la fuga la vacca, con la vacca si vivi l'acqua, con l'acqua va sotto lo fuoco, con il fuoco va bruciare la mazza, con la mazza va ammazza locale, con il locale va ammazza un lupo, con il lupo va ammazza pitipia, con il pitipia va scopa la casa, con il cane va cagare su, con il succe parlo si colazzo, con la se la fuga la vacca, con la vacca si vivi l'acqua, con l'acqua va sotto lo fuoco, con il fuoco va bruciare la mazza, con la mazza va ammazza locale, con il locale va ammazza un lupo, con il lupo va ammazza pitipia, con il pitipia va scopa la casa, con il pitipia va scopa la casa, con il pitipia va scopa la casa, con il pitipia va scopa la casa. Grazie. E ora ci sono quelli che i nostri nonni usavano definire i giochi. Quali sono i giochi? Se vi faccio una domanda, per esempio, dico oggi giusto giusto è sabato. E quindi dopo il sabato viene la... però Ok, Piccio, mi serve una cortesia mi serve però. un po'. La risposta è giusta, Dario, la risposta Sì, è ma il domenica. pubblico deve Però essere- siccome siamo 749 e mezzo, ho bisogno che queste 749 e mezzo persone lo dicano bello forte tutti insieme. Quindi proviamo. Dopo il sabato viene la... Domani è domenica, tagliamo a testa domenica, domenica non c'è, tagliamo a testa un re malato, tagliamo allo soldato, soldato lì alla guerra, guarda fuori, Domani è... Tagliamo a testa, vorremmo, tagliamolo. Tale la signora che cita a suo marito, canta, domani è domenica, tagliamo a testa domenica, domenica non c'è, tagliamo a testa un re malato, tagliamo allo soldato, soldato lì alla guerra, sbattiamo con terra, e tignola, si beve e si buona, schizzuliccia maritata, quando torna della grappa? Ma che silenzio, signori miei, una domanda semplicissima vi ha fatto Dario. Alla mia domanda, quando torna Villa Crapa? E sta vestito di tucino, suonato possibile, somigliato e toscino, dingue e tignola, si beve e si buona, schizzuliccia maritata, schizzuliccia maritata. Scinni scinni, campaneggia d'oro. E non ti pare a sentire di tesoro. Che ha tesoro e la bugia, e ho bisogno di bugia, che ha tesoro e la bugia, e ho bisogno di bugia. Chi io vi tu mi fica, mi sciotta, si piscifica, lo vecchio si mariva, con la coppola di sigla, e non c'è quel livellone, e ci vuole vecchio coglione, chiodi, la gatta vale chiodi, lo sconci si marita, con la coppola di sigla, la sigla si bagna, la pace di sonata è malata, la pace di soffiata e alla missa, oh la pace da Batista. Signor Civeni! Unni cagano i palummi e ci fanno tummi e li portano ospitali e li fanno maritare. Sotto letto da zia Cicca c'è una gatta che parla prima, Signora Cincaiasti? No, Cincaiasti tu, Angelo, che è signora. Cioè, l'ho detto stavo chiaro. dicendo che la signora... L'ho detto chiaro, bello scandito. Peppe Navarra pareva che tu parla ora tutto così. No, è frusto e lombo. Io l'ho detto che la signora ci ha ingagliato. La ripeto, stai più attento. Ci ha ingagliato, signora. Signora, senza ingagliare più, mi raccomando, stiamo tutti attenti. Vabbè. Sotto letto da zia Cicca c'è una gatta zicca zicca, come parlavi prima, savallicca. Stavo tombando. Le cazzate. Vabbè, se lo dicete quanto. Sogno figlio do speziale, posso ridere? Hai visto che la signora? Lillo si chiama sopra, signor, quale spiziale? Lillo. Sogno figlio do speziale, posso ridere e posso parlare? Sotto letto da zia Cicca c'è una gatta zicca zicca, come parla prima, sogno figlio do spiziale, posso ridere e posso parlare. Signore e signori, per chi ancora non l'ha capito,
strumento che lo accompagna da quando era piccolo così, con i suoi capelli ricci e il suo sorriso di Ciccio Carnefuci. Signore e signori, lo vedete al centro. Questa sera è stato seduto su una palla di fieno. Il giudice che era comoda, ma se mia qualche dolorino lo ha provato. Signore e signori, alla chitarra e il suo splendido sorriso di Antonio Cannella. Signore e signori, alla fine c'è lui, la nostra miccia e che miccia, la nostra scintilla e che scintilla, al mandolino, buzuche e friscaletto, Dario Mantese! Se ti femmine un dario e picche poco, se ti femmine un bel coco, ma per coca velosso luci, se ti femmine è la luce dello penso, se ti femmine è un rizzo valare, se ti femmine è un canale, la canale ci porta l'acqua, se ti femmine è la vacca, e la vacca mi io, se ti femmine è un tomaio è chi uova, se ti femmine è la troia è la balia, se ti femmine con me, a ballare, che mi sente mare, e si non ballare, ma non me la canta, della sorte, e si non ballare con me, giù, ora! Se ti femmine è un dario e picche poco, se ti femmine è un bel coco, per fare lo studio, se ti femmine è la cuccia che lo pizzo, se ti femmine è un rizzo valare, se ti femmine è un canale, non ci porta l'acqua, se ti femmine è la vacca che lo pari, se ti femmine è un tomaio è chi uova, se ti femmine è la troia è la balia, se ti femmine con me, a ballare, che mi sente male, e ti non ballare fuori, che sei la canta e ti non ballare bonito, giù, grazie! Grazie. Quartetto Folk, ancora un applauso, bravissimi ragazzi. Ci vediamo se tutto va bene a dicembre con la sagra della Guastella, non prendete impegni se Ci tutto va bene. accontentiamo anche di portare il concerto qui in questo meraviglioso teatro che non c'ero mai stato. Glielo facciamo fare il prossimo anno. Qua comandano loro. Fate un video per favore, Impegni fate già un video, fatto, fate un video. Assessore, già pronto, ora decidiamo la data perché noi qualche impegno già per l'anno prossimo lo abbiamo. Va bene, Così ok. stesso mettiamo puntino e siamo a posto. La maglia curcare. Allora Adriano Tuzè, un applauso. Il piccolo Salvatore Catania, il nostro grande maestro Stefano il Delicato, e io non conoscevo il talento e me ne scuso, di Luisa Piazza, bravissima. Scusa Seppi, a proposito. Il nostro Giuseppe Navarra. No, volevo solo dire una cosa per Luisa, che oltre ad essere una grande attrice, i monologhi sulla donna le ha scritti lei, e oltre ad essere una Brava, grande Luisa. attrice è pure una grande autrice. Seguitela perché è veramente forte come tutti. Grazie e buona serata. Buonanotte Giuseppe Navarra. Complimenti.